Buonasera e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. Tornano a riaprire le terapie intensive in Friuli Venezia Giulia con 3 nuovi ingressi. Raggiungono quota 68 invece i nuovi contagi registrati nella giornata di oggi. Questo è il bollettino sanitario sul fronte Covid, ma ci sono anche dei dati positivi. I giovani si vaccinano più degli adulti, la curva infatti fa registrare 15.000 nuovi vaccinati in regione under 30 nell'ultima settimana. Il 42% di questi ha già ricevuto la seconda dose. È il secondo miglior dato in Italia dopo la Campania. Sentiamo. Nell'ultima settimana sono stati vaccinati oltre 15.000 under 30 in Friuli Venezia Giulia. A dirlo i grafici elaborati dal Sole 24 Ore in base ai dati dell'AIFA. Dal report emerge che la curva dei giovani che si sottopongono alla profilassi è migliore rispetto a quella degli adulti tra i 50 e i 69 anni che si ferma a circa 10.000 dosi. Una risposta insomma convincente da parte di quella fascia d'età maggiormente contagiata. Il 42% di chi ha tra i 20 e i 29 anni ha già ricevuto la seconda dose di vaccino, una percentuale che porta il Friuli Venezia Giulia al secondo posto dietro solamente la Campania. Male invece gli adulti, tra i 50 e i 69 anni, che sono anche la fascia più larga della popolazione in regione. Ben 99.000 persone compresi in questa fascia d'età non hanno ancora ricevuto una dose, un dato che preoccupa perché anche quella più a rischio Covid e quindi di ospedalizzazione. L'indice di ricoveri, a questo proposito, si mantiene molto basso, con 7 persone in ospedale su 68 nuovi contagi oggi registrati, ma tornano a riaprire le terapie intensive con 3 nuovi ingressi di persone in rianimazione. Nel frattempo il Green Pass sortisce i primi effetti, 9.000 le prenotazioni nelle prime 24 ore dall'annuncio del Premier Draghi di inserire la carta verde per entrare nei ristoranti, nei cinema, nei teatri, nelle palestre e in eventi a rischio assembramento. Vediamo con le scelte del Green Pass comunque un'adesione che sta accelerando, crediamo che il Green Pass sia una cosa giusta, ma nello stesso tempo deve essere perfezionata perché non possiamo pensare di consentire il controllo di queste misure alla singola attività, perché questo rischierebbe di riportarci di mettere le persone a fare un lavoro che non è loro. E a proposito di prenotazioni c'è un aggiornamento che arriva dalla Regione, 9.422 sono le richieste per la vaccinazione nella giornata di ieri, come abbiamo riportato anche nel servizio. A queste si aggiungono altre 3.067 solo nella mattinata di oggi fino alle ore 13, rispetto a una media giornaliera che fino a metà giugno si aggirava al di sotto delle 2.000 richieste al giorno. Insomma, il dato si è raddoppiato, decuplicato possiamo dire a dismisura, appunto 13.000 in una sola giornata. Ma proprio l'obbligo del Green Pass da esibire nei ristoranti ha fatto scendere in piazza centinaia di persone questo pomeriggio in Piazza Libertà a Udine con striscioni e cartelli. Sentiamoli. Un comunissimo cittadino che vuole vivere come vivono tutti gli altri, chi è vaccinato e chi non è vaccinato. Quindi desidero che tutti quanti siamo uguali. Non siamo d'accordo con il Green Pass. Che cos'è che I giovani hanno il diritto di essere liberi, di scegliere se vaccinarsi o no. Sta parlando una vaccinata, un operatore sanitario che è stato vaccinato 7 mesi fa per un fatto ben noto. Sono contrario all'obbligo vaccinale, sono per la libertà della persona, la libera scelta. Uno se vuole vaccinarsi si vaccina, se no, no. Non ha paura di essere contagiato? No, non ho assolutamente paura. E comunque sono già stato contagiato, non ho avuto assolutamente niente. Una semplice influenza. Quando io dico siete disposti ad accettare delle leggi discriminatorie, compreso il Green Pass, noi risponderemo no! Perché in piazza? Per essere contro questa oppressione, per rivendicare la nostra libertà, la nostra Costituzione. Proprio perché sembra di essere in guerra qua, tipo Gestapo, non c'è più libertà.
l'obbligo del Green Pass come ingresso non solo nei ristoranti ma anche alle manifestazioni mette a serio rischio alcune sagre, soprattutto quelle che dovrebbero iniziare nel fine settimana del 7 e 8 agosto. È l'esempio della sagra storica del Toro di Buia che rischia di saltare. Sentiamo. Voi avete messo un comunicato perché siete in attesa del decreto per quanto riguarda sagre e come organizzarvi. Cosa sta succedendo? Appena uscito il decreto sono arrivate telefonate, mail e tutto quanto per capire come comportarsi in questo frangente. Siamo veramente in difficoltà e non sappiamo come comportarci. Non tanto per l'operatività all'interno, perché chi non ha il Green Pass farà un tampone, quindi avrà un Green Pass temporaneo, ma tanto per capire quanta risposta potrà esserci da parte del pubblico per venire o meno a sagra, perché purtroppo non tutti ancora hanno questo Green Pass, quindi non sappiamo se sarà il caso o meno di mettere in piedi tutto il discorso organizzativo. Quali sono le norme che creano più confusione anche tra chi organizza in questo momento? Allora, a parte la recettività fuori, all'aperto, al chiuso, noi abbiamo in una struttura di 300 posti a sedere omologata, col piano Covid abbiamo posti a sedere per 120, quindi lei riesce a capire che è molto difficile in questi termini riuscire a organizzare una festa. Questo è in questo momento il nodo più difficile. E a proposito di eventi, oggi a Martignacco si è tenuto un incontro sui vantaggi e le opportunità di organizzare sagre inclusive, organizzato questo evento da Will Easy in collaborazione con l'associazione Io Ci Vado e il supporto del comitato regionale dell'Unione Proloco. Distribuita anche una guida pratica. Pochi sono ancora le manifestazioni a misura di disabile e non solo. Sentiamo. William Del Negro, si può organizzare un evento inclusivo e come si fa a organizzarlo? Sì, organizzare un evento inclusivo è abbastanza semplice e non comporta neanche delle spese eccessive, basta solo cambiare il modo di pensare in modo inclusivo e soprattutto pensare a tutti. Un evento inclusivo non è solo per le persone con disabilità, ma per chiunque, le famiglie che viaggiano e vanno a sagra o nelle feste con i bambini piccoli, chi ha intolleranze alimentari, chi si va con il proprio animale e quindi chiunque ha voglia di essere libero e di svagarsi e andare a godere di quello che il territorio offre. Realizzare percorsi accessibili per eventi come le sagre è possibile? Sì, certamente è possibile, già come dire, veniamo da anni in cui è cresciuta la sensibilità di Proloco e associazioni su questo settore, su questa tematica. Ovvio che grazie a questa nuova guida che ha predisposto Will Easy riusciremo anche a interfacciarci con qualcosa di concreto, con le linee guida su questo argomento da applicare e soprattutto entriamo nell'ottica che è da intraprendere un percorso, così come anni fa l'abbiamo fatto sul tema della sostenibilità ambientale, abbiamo oggettivamente avuto molti riscontri e risultati nell'organizzazione di Ecofeste, ora si tratta di intraprendere un percorso per avere da qui a qualche anno eventi più accessibili per tutti. La cronaca: nel tardo pomeriggio di ieri, personale della Questura di Udine ha notificato al titolare di un bar di Tricesimo la sospensione dell'attività per 15 giorni. Diverse sono state le segnalazioni e gli interventi effettuati dalle forze dell'ordine nell'ultimo periodo in questo bar per schiamazzi, persone moleste, musica ad alto volume, somministrazione oltre gli orari di apertura. Peraltro, la sera del 21 luglio gli agenti hanno accertato che tra i numerosi avventori ad almeno 3 minori erano stati somministrati alcolici. E c'è da registrare anche un grave incidente stradale questo pomeriggio, poco dopo le 16 in via del Cotonificio a Udine. Per causa al vaglio dei carabinieri, della radiomobile della compagnia si sono scontrati una moto e una bicicletta. Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di 78 anni, rovinato sull'asfalto e medicato sul posto dalla centrale Sores. Le sue condizioni sono serie. Questa mattina invece si è tenuta una manifestazione dei comitati sull'ospedale di Cividale, alla quale ha partecipato anche il consigliere regionale dei cittadini Liguori, che ha affermato che il reparto di medicina per acuti, che di fatto a Cividale è ancora chiuso perché i medici che vi lavoravano sono stati trasferiti causa Covid in altri ospedali, ha privato la popolazione di Cividale e delle Valli del Natisone di servizi, costringendoli a rivolgersi ad altre sedi ospedaliere.
Considerata venuta meno la pressione legata alla pandemia, riteniamo, dice Liguori, fondamentale che i medici ora impiegati in altri reparti, in altri ospedali, scusate, ritornino a lavorare nell'ospedale del nosocomio cividalese. A Udine invece tempo di inaugurazioni in via Barcis, una struttura che servirà per il terzo tempo dei giocatori di calcio. Assessore, Udine città dello sport sempre di più anche a favore dei ragazzi che hanno bisogno per il terzo tempo. Sì, assolutamente, un'altra opera consegnata, ne stiamo facendo altre due, ne stiamo realizzando altre due, un'altra l'abbiamo già ultimata praticamente in via della Roggia e crediamo molto noi in quest'anno di Covid, pur avendo lavorato quasi alla normalità, in più c'è stato lo straordinario, i nostri uffici, malgrado siano stati impegnati, personalmente mi sono dedicato assieme all'assessore Michelini a uno studio di quelle che erano le strutture sportive che riguardavano la nostra città. Praticamente abbiamo voluto veramente studiare quelli che erano gli sport che oggi non erano del tutto identificati al meglio, per esempio la roccia, il pattinaggio, lo stesso paddle che in questo momento sta diventando uno degli sport principali in quasi tutti gli stati d'Europa. A Udine non era rappresentato, almeno a livello comunale non c'erano strutture. A San Gottardo cosa troveranno i ragazzi che praticherà il calcio in questo caso? E avranno l'opportunità intanto di avere un campo che è tenuto veramente una meraviglia, eccezionale, con ampi spazi e ampi volumi. Dopo l'attività sportiva diciamo che hanno l'opportunità di godersi di uno spazio per il terzo tempo all'avanguardia, costruito con tutti i crismi e le regole che attualmente il Comune impone, quindi anche Casa Clima, che riduce completamente tutti quelli che sono gli sprechi energetici, andando a dare maggiore valore all'edificio. È stato costruito con queste caratteristiche e ci auguriamo che risponda al meglio a quelli che sono gli scopi sociali del manufatto, del fabbricato. Ecco. Ancora sport, sono aperti oggi i Giochi Olimpici di Tokyo. A Tokyo, bene per gli azzurri, una medaglia d'oro e una d'argento. Nella prima giornata male per i colori del Friuli Venezia Giulia, con Mara Navarria che è uscita agli ottavi nella gara appunto della prova individuale della spada. Mi dispiace non aver centrato il mio obiettivo, questo è il commento sintetico di Mara Navarria, ma ora il pensiero è solo per la gara a squadre di martedì, in cui insieme a Federica Isola e Alberta Santuccio Navarria affronterà nei quarti la Russia e poi eventualmente la Polonia o l'Estonia. E questa sera, tra pochi minuti alle 21, Telefriuli trasmetterà il concerto che Fogolar Furlan di Tokyo e l'Ente Friuli del Mondo hanno organizzato nella capitale giapponese per accogliere alle Olimpiadi proprio gli atleti del Friuli Venezia Giulia per promuovere la regione sul mercato turistico nipponico. Sentiamo. La fanfara olimpica di John Williams, poi Giovanni Gabrieli, infine il coro con un pezzo originale di Marco Maiero e il bis finale con la struggente A Plancale il Soreli. È il programma del concerto di benvenuto che i ragazzi del Music System Italy Japan, diretti dal friulano Ottaviano Cristofoli, hanno dedicato a Tokyo agli atleti regionali in gara alle Olimpiadi. L'evento, che sarà trasmesso sabato 24 luglio alle 21 su Telefriuli, è stato organizzato dal Fogolar Furlan di Tokyo e dall'Ente Friuli nel Mondo, con il sostegno della Regione, di Promoturismo FVG, della Fondazione Friuli, del Comune di Udine e del CONI. Obiettivo, oltre che salutare la pattuglia olimpica del Friuli Venezia Giulia, anche promuovere il nostro territorio sul mercato giapponese. Approfittiamo delle Olimpiadi, ma approfittiamo del Fogolar Furlan di Tokyo, che quest'anno proprio compie 8 anni di fondazione, guidata dal presidente Flavio Parisi, assieme al vicepresidente Ottaviano Cristofoli, al maestro Ottaviano Cristofoli, prima tromba della Orchestra Sinfonica del Giappone.
è l'unico occidentale. Per questo motivo abbiamo ritenuto proporre al pubblico giapponese, in uno dei più grandi teatri di Tokyo, un concerto dedicato ai nostri olimpionici in particolare friulani, ma soprattutto grazie anche alla collaborazione di Promoturismo, delle immagini veramente particolari che per promuovere la nostra regione, il turismo della nostra regione. Il Comune di Latisana e l'Associazione Pro Latisana hanno presentato ieri sera la quinta edizione di A Cena con Hemingway, che si è tenuta ad Aprilia Marittima. Ospite la scrittrice Chiara Gamberale, che se la sentiamo proprio in questo breve estratto. Certo, era un uomo, Hemingway, con troppa fantasia nella testa e voglia di esperienza nel cuore per non continuare a farsi domande sull'amore attraverso gli incontri che faceva. Che cos'è l'amore? Credo che sia. Io mi sono interrogata tanto, mi interrogo tanto. Non mi sono, guarda Valentina, mai interrogata tanto su qualcosa. Sarà per questo che proprio la zona della mia vita continua ad andare male, no? Io credo che però fondamentalmente l'amore sia l'unica, veramente, la più straordinaria occasione che abbiamo noi esseri umani, non solo di conoscere un'altra persona, ma di capire qualcosa di noi che ancora non sapevamo. Ecco perché tutti lo cerchiamo, l'amore, ma ecco perché quando rischiamo di trovarlo poi fa così paura. Per questo, perché ci mette a contatto con qualcosa di noi che senza quell'incontro non avremmo potuto conoscere. Spesso noi sappiamo che le nostre caratteristiche migliori sono intrecciate profondamente con i nostri più atroci difetti e quindi spesso quello che scopriamo non sempre è una festa, ecco. E ora concludiamo il telegiornale con lo spettacolo delle fontane danzanti, è andato ieri sera. Piazza Primo Maggio, gremita di persone, 1800 zampilli d'acqua in queste immagini registrate dal nostro Giancarlo Virgilio. Non ci sono altre notizie, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata. Arrivederci.